È fondamentale orientare la comunicazione già al momento della diagnosi, orientarla alla dignità della persona e quindi nel rispetto dell'autonomia del paziente, delle proprie decisioni, dei propri valori, e quindi questa comunicazione va attivata subito, precocemente, con competenze, con parole oneste e portando con noi tutta l'equipe. E il medico che segue, gli infermieri, lasciando al paziente e alla propria famiglia un messaggio coerente, coinciso ed efficace, e sottolineando che non sono soli mai durante tutto il percorso di cura, e anche quando entriamo nella off therapy, quando le terapie, come dire, attive vengono concluse, inizia tutto un altro percorso della gestione del paziente, per la gestione del dolore, della preoccupazione, della tristezza e dei valori. E noi ci siamo come psicologi, psico-oncologi, esperti di questa materia, proprio per aiutare le famiglie e i pazienti nel loro ultimo compito evolutivo, che è fondamentale.